vediamo se funziona, perché ha avuto problemi col telefonino. Casa Gala, siamo arrivati, buon pomeriggio a tutti, biretta delle 17, quindi oggi possiamo fare, state a casa, perché ho visto un video, i paragoni 11 giorni, che bisogna stare, poi la curva, quindi stiamo a casa, più stiamo a casa, Berto, bravo, più ne usciamo. Dai, forza e coraggio. Allora, io volevo dedicare al mio amico Barbuzzente, un Barbuzzente grave, era all'elementare con me, e allora gli racconto questa barzelletta per tutti voi, ecco. E allora è questa qui, che c'era questa scuola per imparare a parlare normale, un gruppo di barbuzienti di tutta Italia, eccetera, professoressa, una bella, una figononona, che dice: ragazzi, domani c'è l'esame, mi raccomando, chi mi dirà precisamente, benissimo, la città da dove è arrivato, bene, dopo abbiamo fatto 3 settimane di corso, vince l'esame. Cena, seratona e nottatona indimenticabile com'è. Cioè questi qua, allora comincia il primo, arriva il giorno dell'esame. Tu da dove vieni? Venezia. No vabbè, niente, male. Tu dove vieni? Milano. Tu? Verona. Tu? Io... Udine, ma no. Tu Roma, tu Ascoli, bravissimo, applausone, bravo. Marco, giusto, sì, vinto l'esame, insomma, seratona, cena, nottatona, indimenticabile con questa professoressissima, bellissima, vergognosissima. E la mattina dice: senti, colazione, hai vinto l'esame, bravo, serata, cena, nottatona, indimenticabile, abbiamo fatto, ma almeno non hai detto, di qualcosa lui. Piceno, signori, Casa Gala per noi, con voi da voi, une robe vergognosissime, state a casa, ciao!